Il geologo Mario Tozzi, primo ricercatore del CNR, ha dovuto ribadirlo ancora una volta. Un conto è il tempo, un altro il clima. Già, perché con tutta la pioggia di questo periodo si sprecano le battute sulla siccità che non dovrebbe più essere un problema. E invece no. Avverte ANBI Veneto, l'associazione dei consorzi di bonifica. Sul territorio regionale a febbraio sono piovuti oltre 3 miliardi di metri cubi d'acqua, cioè il 190% in più della media storica, una quantità che servirebbe per gestire l'intera stagione irrigua da marzo ad ottobre, ma che è arrivata troppo presto ed in gran parte è già andata via. A dirlo è il bollettino pubblicato ieri sulla disponibilità di risorsa idrica. Sulla base dei dati rilevati da ARPAV è stato osservato che nel mese appena trascorso in Veneto sono caduti 170 mm di pioggia rispetto alla media di 58 registrata fra il 94 e il 2020. In confronto a quel trentennio, i bacini idrografici hanno registrato aumenti del 264% per l'Adige, 257% per il Brenta, del 236% per il Piave e del 194% per il Tagliamento, solo per citarne alcuni. Inevitabili i riflessi sull'andamento delle portate, ad esempio il Bacchiglione a Montegalda, ingrossato dalla perturbazione che ha messo a dura prova il Vicentino, ha evidenziato un flusso di 54,9 metri cubi al secondo, praticamente il doppio dei 28,4 di gennaio e quasi il triplo dei 19,6 di dicembre. Tutti dati che secondo ANBI devono far riflettere sulla necessità urgente di trattenere più acqua sul territorio quando c'è per usarla quando serve. Precisa il presidente Francesco Cazzaro: di quest'acqua, inutile dirlo, pochissimo rimane nel territorio, il resto è già tutto finito a mare, un patrimonio di risorsa che speriamo di non dover rimpiangere nella stagione irrigua che entrerà nel vivo ad aprile. Da tempo la richiesta dei consorzi è di affiancare alle casse di laminazione, cioè quelle che la scorsa settimana hanno salvato le città dall'alluvione, una rete di bacini multifunzione in grado di trattenere le precipitazioni in eccesso per utilizzarle in campagna nei momenti siccitosi. Ribatte però l'assessore veneto Giampaolo Bottaccin, neopresidente dell'associazione Aineva che riunisce le regioni dell'arco alpino nelle iniziative in materia di neve e valanghe. Secondo i dati ISPRA, dice Bottaccin, di tutto quello che è piovuto circa metà evapora, un quarto ricarica le falde e il restante quarto va al mare. Un bacino di laminazione come quello di Caldogno è in grado di accogliere 3 milioni di metri cubi d'acqua, quindi 1/1000 dei 3 miliardi che sarebbero necessari all'agricoltura. Oltretutto, per consentire un accumulo più lungo delle 48 ore conteggiate in quest'ultima emergenza, bisognerebbe impermeabilizzare il fondo, il che costerebbe molto di più. Un'ipotesi di quel tipo dunque richiederebbe impianti più numerosi, più grandi e più onerosi, peraltro comportando maggiori espropri ai danni della superficie agricola. Non mi pare proprio la soluzione giusta. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 7 marzo 2024, la prima notizia del giorno riguarda le piogge record, più 190% a febbraio, ma non illudiamoci, non bastano contro la siccità. La notizia sul Gazzettino di oggi con l'articolo di Angela Pederiva. Il bollettino di ANBI Veneto dice che sono caduti 3 miliardi di metri cubi, però queste precipitazioni servirebbero da marzo ad ottobre, la stagione irrigua dell'agricoltura, e quindi i consorzi propongono di trattenere l'acqua per usarla più avanti durante l'anno. L'assessore regionale all'ambiente, il leghista Giampaolo Bottaccin, ribatte: questo richiederebbe aree troppo grandi. Oltretutto, oltre alle ragioni che abbiamo sentito poco fa, per le quali secondo Bottaccin appunto sarebbe difficile se non impossibile realizzare quanto richiesto dai consorzi, si aggiunge naturalmente la questione legata al consumo di suolo. Impermeabilizzare aree molto vaste per trattenere l'acqua avrebbe un impatto anche in questo senso. Sembrerebbe quindi un'arma a doppio taglio. Comunque torniamo ai dati. Il mese scorso è stato il secondo più caldo dal 1991, più 4,1 gradi sopra la media.
e questo implica anche che la neve si scioglie molto velocemente, quindi un'altra riserva che verrà a mancare per i mesi più avanti nell'anno, quando ricomincerà la giostra della siccità. Proseguiamo la rassegna stampa di oggi sempre sulla stessa pagina del Gazzettino. Intanto un altro articolo: Veneto sostenibile, primi attacchi degli agricoltori, basta consumare suolo. Al via la discussione del testo unico, appunto Veneto sostenibile. L'associazione degli agricoltori CIA però dice che chi costruisce in campagna deve avere l'obbligo della residenza, questo per limitare appunto il consumo di suolo nelle zone agricole. No a un ulteriore taglio di suolo agricolo in Veneto, dicono gli agricoltori della CIA. La notizia delle piogge record la troviamo anche sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. A febbraio precipitazioni per irrigare tutto l'anno, ma l'acqua è già perduta. Questo è il titolo dell'articolo. L'ANBI, di nuovo l'associazione dei consorzi di bonifica, con il suo rapporto dichiara: queste piogge non ci mettono al riparo dal rischio siccità, pochissimo rimane nel terreno, il resto è già finito in mare, anche se appunto abbiamo visto la precisazione dell'assessore regionale all'ambiente, secondo il quale un quarto finisce a mare, un quarto nella falda e la restante metà evapora. E allora proseguiamo la rassegna stampa di oggi con ancora la notizia delle mamme arcobaleno. L'altro giorno la sentenza del Tribunale di Padova che dà loro ragione, ma la battaglia andrà avanti nell'interesse dei bambini. Lo leggiamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. Irina Sharapova, referente delle famiglie arcobaleno per il Veneto, spiega: sappiamo che non è finita qui, potranno esserci altri ricorsi, ma la battaglia va avanti nell'interesse dei nostri bimbi. Quindi le famiglie arcobaleno non si fermano dopo la sentenza emessa dal Tribunale di Padova. Nel frattempo il comune di Padova prosegue con le iscrizioni, la tutela dei minori vale sempre, ribadisce l'amministrazione comunale di centrosinistra. È stato confermato che accogliere la dichiarazione della doppia maternità negli atti di nascita è corretto, e quindi l'assessora Benciolini spiega: l'amministrazione comunale con il sindaco Giordani dal 2017 non si è mai fermata. Quali sono quindi le regole di Palazzo Moroni? L'atto è per mamme residenti, o se il bimbo nasce in città. Per ottenere l'atto di nascita dello stato civile bisogna o essere residenti in città o che i figli siano nati a Padova. Si parla di quell'atto che viene rilasciato alla nascita, che può essere ottenuto in ospedale o in comune, in cui si dichiara anche chi sono i genitori. In quel momento si compila il documento che definisce nascita e genitorialità del nuovo nato. Si può quindi anche risiedere in un'altra città, ma se i figli nascono a Padova l'atto viene firmato. Anche altri comuni hanno portato avanti la stessa battaglia dell'amministrazione padovana, ma non tutti hanno scelto di sottoscriverli anche in base al luogo di nascita. A Bologna, per esempio, vengono compilati soltanto gli atti per le mamme residenti. Sul Gazzettino un titolo leggermente diverso: figli di due mamme, ora il tribunale frena. La presidente Santinello: la sentenza non decide sul diritto allo status di figli. Il Ministero dell'Interno nel frattempo sta valutando i margini per fare reclamo in appello. Per ora restano comunque valide le iscrizioni sui registri dello stato civile del comune di Padova, e questo è assolutamente un punto fermo. Vedremo quindi come proseguirà questa vicenda, se ci saranno altri ricorsi, se ci sarà l'intervento diretto del governo Meloni. Nel frattempo chiudiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. La prima da Padova, anzi dalla bassa padovana: C&C via l'ultimo di 1600 camion, bonificato il capannone dei veleni, completata la rimozione, l'operazione anzi di rimozione di oltre 50.000 tonnellate di rifiuti tossici dalla ex fabbrica di Pernumia. Giorno straordinario, finalmente possiamo dire di aver disinnescato una potente bomba ecologica, lo dichiara l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, che aveva già cominciato a occuparsi dell'annosa vicenda 20 anni fa da amministratore in provincia. Quindi una situazione di inquinamento di
per tonnellate di rifiuti tossici stoccati naturalmente in maniera illegale all'interno di una ex fabbrica nella Bassa Padovana. Dopo oltre 20 anni la bonifica è stata conclusa finalmente dalla regione. E poi, chiudendo, l'ultima notizia che riguarda la politica regionale: siamo ancora una volta nel centrodestra, in quella lega straziata da continui litigi, tensioni e minacce di espulsione. Allora siamo proprio su questo tema, l'espulsione di Darè, che Tony Darè, europarlamentare colpevole di aver dato del cretino a Salvini pubblicamente. Ebbene, la proposta di espulsione di Tony Darè rischia di diventare l'innesco per una rivolta interna alla Lega. Le dichiarazioni del sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, che annuncia: difenderemo Tony Darè. Stasera si riunisce il direttivo per sanzionare l'europarlamentare che appunto è accusato di aver insultato il segretario Matteo Salvini. L'ennesimo episodio di una vicenda, quella dello scontro in atto all'interno del Carroccio, che veramente sembra non aver fine. E invece finisce qui la rassegna stampa di oggi di Sveglia Veneto. Grazie per aver ascoltato questo podcast, che torna domani ancora con la rassegna stampa dai quotidiani locali del Veneto. Per oggi è davvero tutto. A tutte e tutti voi una buona giornata.